cari amici, un caloroso benvenuto a tutti voi a questa festa di primavera, nuova umanità. Facciamoci un grande applauso, ragazzi! Sarà una grande serata all'insegna del divertimento, della buona musica, ragazzi. Vogliamo vedervi in pista, scatenarvi, perché questa sera dobbiamo divertirci, dobbiamo festeggiare. Avremo i nostri grandi relatori Gianmarco Landi e Alessandro Sieni. Facciamo un grande applauso. E cominciamo così alla grande. Vogliamo sentirvi cantare. Le mani su. Le mani. We don't need no education. Le mani. We don't need no child control. Dance a casa in the classroom. Teacher leading kids along. Ci siete? Le voci. Hey, teacher, leading kids along. All in all, let's just say another break in the wall. All in all, let's just say another break in the wall. Come on. We don't need no education. We don't need no thought control. No thoughts to cancel in the classroom. Teacher leaving kids alone. Hey, teacher, leaving kids alone. All in all, let's just say another break in the wall. All in all, let's just say another break in the wall. Così. Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti! Michele per voi, Bacco per Bacco. Kids alone! Bravissimo! Grandi così. All in all, let's just say another break in the wall. All in all, let's just say another break in the wall. Mi piace già questa bellissima serata, eh? Forza ragazzi, su! Sulle mani, su! One more time! Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila boom. Sei così sexy, ti ho messo gli occhi addosso e lo
sai. Vamos, vamos! Vai Roxy! Che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla, inferno e paradiso dentro di te. La luna e il sole guarda come brilla, baby. The night is on fire. Siamo fiamme nel cielo, scandalo nel buio come water sei. Baila, vieni amore, vieni. Baila morena, eccole qua, sotto questa luna piena. Under the moonlight. Baila. Vai chica, vai coca, che lo sai coca, che questa sera qualche cosa ti tocca. Ho un cuore d'oro, sai, il cuore di santo, per così poco me lo merito tanto, baby. Come? Your night is on fire. Siamo fiamme nel cielo, scandalo nel buio forte. Water sei, baila, come? Baila morena, sotto questa luna piena. Under the moonlight. Baila. Under the moonlight. Sotto questa luna piena. Baila morena. Yeah. E si va così in questa grande festa della primavera! Ragazzi, facciamoci ancora un grande applauso, forza, energia! Come on! Water sei, baila. Baila morena, sotto questa luna piena. Under the moonlight. Baila. Under the moonlight. Sotto questa luna piena. Baila morena, sotto questa luna piena. Sotto questa luna piena. Sotto questa luna piena. Under the moonlight. Bravissimi ragazzi, bravissimi, benvenuti. Oh yeah. Ci vediamo dopo ragazzi! La carica è quella giusta, siamo pronti. Ciao a tutti, benvenuti. C'è però al momento una penuria di spritz perché c'è poca gente che balla. Vedremo di recuperare nel corso della serata. Alessandra, adesso facciamo un momento giocoso, come dire, a metà tra una conferenza e una animazione. Grande festa, Una festa, Gianmarco, certo. una grande festa. Allora, habemus papam! Non so se avete notato che ultimamente il mainstream non ne azzecca più una, perché in conclave è entrato Papa, il cardinale Parolin, ed è uscito cardinale. Ma ovviamente però il nostro defunto Bergoglio aveva pensato che poteva esserci dei problemi su Parolin, e infatti è successa una cosa straordinaria, e cioè che la curia di Milano, la più importante in Europa, non aveva il cardinale, perché Bergoglio non l'ha nominato.
E la Curia di Milano negli ultimi 120-130 anni ha dato 3 papi. Inoltre, visto che siamo in Veneto, come importanza il Patriarcato di Venezia negli ultimi 100 anni ha dato 2 papi, non aveva il cardinale, perché Bergoglio, la strategia di Bergoglio era quella di favorire, se non Parolin, Zuppi. Se non è Zuppi, Parolin e viceversa, se non è Zuppi è Papagnato. Ed invece hanno eletto il primo Papa nordamericano. Perché questa cosa è importante ed è significativa per noi? Perché ci fa vedere che l'elite globalista non controlla più quello che sta accadendo, non riesce più a governare questi processi e queste nomine. Ed è ovviamente molto divertente assistere agli sberleffi, alle prese in giro che fa Donald Trump, che dal sito ufficiale della Casa Bianca ha avanzato la sua modesta candidatura per il pontificato. Purtroppo devo dire che gli è andata male, perché lo hanno accontentato solo in parte, gli hanno fatto Papa un agostiniano. Allora, io leggo molti siti della controinformazione che sono soliti rotolarsi nella paura, no? Un po' come i maialini che stanno nella merda e si rotolano nella merda. Perché secondo alcune indagini questo Papa sarebbe progressista, cioè vicino a Bergoglio, vicino a una logica marxista e quindi materialista dal punto di vista filosofico. Non è vero! Tutti i cardinali degli ultimi 12 anni ovviamente sono per forza legati, chi più o chi meno, a Bergoglio, perché il Papa ce n'è solo uno. E chi fa il vescovo in una città sperduta del Perù non è che goda proprio di tutta questa importanza e considerazione in Papa Bergoglio. Peraltro questo cardinale è diventato tale solo nel Prevost, solo nel 2023. Quindi non è uno di quelli della prima ora accanto a Bergoglio, è uno di quelli ultimamente diventati cardinali. E perché è importante il fatto che sia agostiniano? Perché gli agostiniani sono molto vicini a una visione di grande risveglio dell'umanità. Gli agostiniani sono filosoficamente neoplatonici e quindi dal punto di vista puramente filosofico sono opposti ai gesuiti, i quali, come sapete, si interessano di cose materiali, di potere, di politica, di cose concrete, tangibili, diciamo della terza dimensione, nel senso più deteriore del termine. E un neoplatonico non ha questa visione filosofica, non ha questa prospettiva anche filosofica sull'uomo. E a me piace ricordare quella che secondo me è la perla di saggezza di Sant'Agostino, e cioè non ci può essere una fede senza pensiero, perché una fede senza pensiero non è nulla, non è una vera fede. Guardate che questa è una cosa importantissima, perché toglie il potere a una visione di omologazione che molto spesso, in cui molto spesso i cattolici cedono, cadono. Non bisogna andare a messa per un senso, come dire, di etichetta, di buona etichetta. Si va a messa per accrescere spiritualmente, interiormente. Non bisogna onorare le autorità religiose senza pensiero e senza critica, perché la Chiesa è fatta di uomini
e gli uomini sbagliano. Abbiamo visto Papa Bergoglio quando incitava alle vaccinazioni sfrenate, come ha sbagliato Papa Bergoglio, e conseguentemente la lezione che bisogna trarre è quella di un Papa che filosoficamente è agostiniano e quindi ci dice che la fede deve essere coltivata nel pensiero, non nell'obbedienza, non nell'essere delle pecore che stanno sotto un pastore. Sono molti anni che non c'è un agostiniano papa, e il fatto che sia diventato agostiniano un nordamericano, cosa mai accaduta nella storia, è un fatto molto significativo, perché peraltro, come è ampiamente noto, la scelta del nome dà un indirizzo al suo pontificato, ci dice la Chiesa, il conclave, che tipologia di pontificato sarà, e la scelta del nome è quella che sta facendo venire il panico al deep state italiano e al deep state del Vaticano, perché il nome Leone evoca la rerum novarum, che è qualcosa di assai significativo nella storia del nostro paese, perché toglie dall'ovile, dal recinto i cattolici e li manda nella società a portare avanti la parola di Gesù e a difendersi contro quelle protervie laiciste o progressiste che c'erano state e che avevano potuto imperversare grazie al no expedit papale del Papa precedente. E quindi Leone XIII ci fa già capire cosa vuol dire, cosa significherà Leone XIV. Significa un leone a capo di una cristianità che è stanca di essere massacrata, di insultata, di una cristianità i cui valori sono stanchi di essere umiliati, mortificati e svenduti. È per questo che questa elezione, che uno sia cattolico o meno, ha un'importanza assai rilevante, perché ci spiega che il triangolo del potere, io ho scritto un articolo oggi, no? Il triangolo del potere, Washington DC, Londra e Vaticano, ha conosciuto nell'ultimo anno un fortissimo ribaltamento di fronte, perché quello che Trump sta portando a Washington è la pace, per forza e con forza, e abbiamo visto che Trump in Vaticano, nel corso di un tête-à-tête, di un faccia a faccia con Zelensky, mandando via, prendendo a calci Macron che si voleva inserire, ci ha fatto capire che la pace si fa per forza. Tanto è vero che subito dopo questo incontro il trattato delle terre rare, che non voleva firmare Zelensky perché da Londra e da Bruxelles dicevano di non firmare, quel trattato è stato firmato, ed è quindi molto significativo che ciò sia stato fatto in Vaticano, perché il Vaticano è responsabile morale del cammino che l'Occidente ha fatto, è una forza di intelligence il Vaticano, è la base delle conoscenze su cui l'Occidente ha camminato, e quindi è assai significativo che ciò sia stato fatto dentro il Vaticano, ed è assai significativo che Trump, con i suoi modi politicamente scorretti, abbia chiarito da leone quale lui è, che non ci sarà spazio per papi e quindi per un papato ostile agli indirizzi politici che lui intende dare e imprimere. E questa cosa assume tutta una grande importanza anche oggi, perché oggi in Russia
si sta festeggiando, si festeggia la vittoria contro il nazismo, a scapito del nazismo. Qui c'è una bandiera, Ludmilla, ho parlato con lei, la mia amica russa, che ha portato questa bandiera. E per me, che sono uno di quei ragazzi, di quegli adolescenti che negli anni '80 aveva grande paura del conflitto nucleare, no? Vi ricordate il film The Day After? Abbiamo vissuto con l'incubo che ci potesse essere una terza guerra mondiale nucleare e che il benessere, la pace, la serenità potesse essere scossa, potesse essere distrutta dagli intenti malevoli di chi era guerrafondaio per partito preso. Il partito preso ovviamente non è quello di Dio, ma è il partito di Satana. E quindi io sono molto felice che ci sia un raccordo, un incontro tra Russia e America, perché in passato ho sempre sostenuto che ci fosse un'intesa tra Putin e Trump, ma oggi posso invece dire che c'è un'intesa tra Russia e America e Stati Uniti d'America, e sono certo che l'Italia, a cominciare dal Vaticano, ma continuando anche col governo, farà raccordo, darà forza a una prospettiva di pace, di sviluppo, di benessere per tutta l'umanità. E quindi noi dobbiamo festeggiare ciò che sta avvenendo, perché quei Menagramo che ci raccontavano che ci sarebbe stata la terza guerra mondiale, purtroppo dal loro punto di vista sfigato saranno delusi. Quegli altri dementi che ancora fino all'anno scorso alimentavano le paure e alimentavano il gregge dei pusillanimi rispetto al pericolo che potesse tornare un'altra pandemia come quella del Covid-19, anche quelli sfigati sono stati sconfessati, perché l'OMS non ha più soldi ed è avviata al fallimento perché l'America gli ha chiuso i cordoni finanziari. L'OMS che avrebbe dovuto desovranizzarci, l'OMS che avrebbe dovuto imporre nella nostra vita degli stili di vita costrittivi, molto probabilmente chiuderà i battenti, perché sta arrivando dagli Stati Uniti d'America un'operazione verità su ciò che è stata la pandemia di Covid-19. I media mainstream non lo raccontano, ma sono sulla graticola tutti quei funzionari dell'OMS che hanno usato un agente patogeno, l'hanno fatto spargere da un laboratorio della Cina e hanno alimentato una narrazione falsa e fittizia grazie ai media corrotti per provare a schiavizzarci e per provare a portare via il benessere a tutti noi. E ci stanno ancora provando e pensando questi sconfitti dell'Unione Europea, questi tecnocrati dell'Unione Europea, perché ancora oggi, sebbene Washington DC non voglia fare più guerre, sebbene hanno coltivato l'idea che si potesse alimentare il conflitto con Zelensky, ma sono chiaramente rimasti battuti anche su questo fronte, sebbene sono rimasti battuti anche sul conclave, perché nessuno dei candidati voluti dalle tecnocrazie dell'Unione Europea in realtà ha avuto mai chance di poter vincere, questi pazzi dell'Unione Europea coltivano l'idea di bloccare i conti correnti alle persone sulla base di una presunta necessità di riarmo, sulla base di una necessità di non fare in modo che le persone non utilizzino più i loro soldi, i loro risparmi. Quindi magari uno ha, che so, 80.000 euro, l'80% di questi fondi
sarebbero automaticamente bloccati in ragione di un investimento. Sapete qual è il motivo per cui l'Unione Europea vuole fare questo? Ve lo spiegherò con un articolo uscito 3 giorni fa che ha fatto venire la sciolta, la cacarella, ai banchieri di tutto il mondo. È un articolo che parla di una impresa il cui amministratore delegato è un italiano, è di Genova, cioè in realtà di Savona, ma ha vissuto e si è laureato a Genova, Paolo Ardoino. La società si chiama Tether, è la terza società in termini di criptovalute, ma la prima per gli scambi realizzati. E questa società ha qualcosa di molto significativo da mettere sul tavolo, e cioè che alle spalle di Tether e alle spalle di questo giovane quarantenne finanziere italiano, finanziere / informatico italiano, c'è il segretario al commercio degli Stati Uniti d'America, Lutnick. Ciò significa che è un progetto fintamente privato, fintamente sganciato dalla politica, perché tutti i dollari per emettere le criptovalute che si chiamano USDT di Tether sono detenuti da uno che è sia un banchiere di Trump, sia quello che è l'equivalente del ministro al commercio mondiale degli Stati Uniti d'America. E sapete cosa ha proposto questo uomo, Paolo Ardoino? Ha proposto di creare, di trasformare Tether in una piattaforma dove saranno aperte le transazioni peer to peer, cioè da una persona a un'altra persona, da un'azienda a un'altra azienda, senza l'intermediazione della banca. Questo vuol dire peer to peer, e ciò verrà fatto integrando app, cioè software quantistici, nel senso di collegarli al wallet, al portafoglio dove questi soldi sarebbero detenuti. Ed è questa la grande novità. I soldi non saranno più detenuti da conti bancari e quindi non saranno più affidati alle banche. Quindi i bonifici non saranno più una comunicazione di un client a un server bancario, e quindi non saranno più intermediati server e cliente, ma saranno diretti come pagamenti in contante, sebbene abbiano una natura digitale. Quindi così come noi oggi abbiamo una cartelletta dove ci mettiamo, che so, delle fotografie, in un prossimo futuro imminente avremo un nostro portafoglio segreto, privato, non accessibile a tutti, cioè solo a noi in realtà, attraverso il quale, anche facendo una mail o facendo un messaggio, potremo spedire dei soldi a un ristorante, a un amico, a un parente, o per acquistare dei prodotti. E a questo wallet noi potremo agganciare anche una comune carta di debito, quelle normali carte di debito, senza passare dalle banche. E quindi noi, che so, potremo prendere i nostri soldi in banca, che so, quegli 80.000 euro che la Ursula von der Leyen e Macron vorrebbero arraffarsi, li potremmo mettere nel nostro wallet, nel nostro telefono, magari tenendo un dispositivo, un doppione di sicurezza, una pennetta a casa, perché non si sa mai, ma noi potremmo avere in questo wallet nostro privato la possibilità di fare bonifici, la possibilità di agganciarci una carta di credito e di fare pagamenti senza che nessuna persona delle banche sappia quello che facciamo,
senza che lo Stato si possa intromettere sui nostri soldi. Questa è una grandissima rivoluzione, perché libertà è l'opposto di quello che loro avrebbero voluto fare, cioè monete digitali programmate con un wallet obbligatorio, con identità digitale obbligatorio, con i crediti sociali, tutto in un portafoglio che praticamente sarebbe stata una prigione. Questo è quello che loro avrebbero voluto fare, ma quello che invece sta nascendo è tutt'altro. Ma la cosa più importante e più significativa, credetemi, non è solo la libertà che noi avremo, il fatto che ci potremo emancipare dalle banche. Non è il fatto che noi potremo magari far nascere delle aziende senza che le banche ci blocchino e senza che lo Stato intervenga. Ma la cosa più importante è che noi potremo utilizzare uno strumento, l'intelligenza artificiale, per attuare una rivoluzione quantistica e una crescita spirituale di tutti noi. L'intelligenza artificiale è uno strumento, non è né buona né cattiva. L'intelligenza artificiale è un supercomputer che fa miliardi e miliardi di elaborazioni. Ne fa così tante che riesce a guidarci, nel senso a darci dei consigli, prospettandoci in maniera quantistica varie realtà a seconda di ciò che faremo. Abbiamo 50.000 euro, abbiamo varie possibilità. Possiamo aprire un'erboristeria, possiamo andare a giocare in borsa, possiamo sputtanarci questi soldi in champagne e prostitute, possiamo fare quello che vogliamo. L'intelligenza artificiale ci dirà a livello di prospettiva quantistica, in base alla scelta che faremo nel 2026, cosa accadrà a noi e a quei soldi, con un certo livello di probabilità, con una certa probabilità, nel 2030. Saremo tutti noi un po' nella condizione di Nicolas Cage nel film The Family Man, questo ricco uomo d'affari americano che 10 anni prima aveva rinunciato a sposare la ragazza della sua vita, quella che sarebbe stata naturalmente la sua moglie, per inseguire i sogni di carriera. E Nicolas Cage in The Family Man si ritrova in un attico a New York, a Manhattan, auto con l'autista, belle donne ovviamente che andavano con lui per i soldi, abiti firmati, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello di chi ha tanti soldi. Ma per uno scherzo del destino lui si ritrova in una vita parallela improvvisamente. Si ritrova non il businessman, ma il family man. Si ritrova con la moglie che avrebbe avuto se 10 anni prima non avesse sacrificato il cuore alla carriera. Si ritrova con una famiglia, si sveglia la mattina con una bimbetta di 6-7 anni che gli rompe le scatole per andare al parco, si ritrova un labrador che gli lecca la faccia, si ritrova un armadio pieno di abiti, certamente non di lusso, si ritrova a guadagnare un quinto di quello che guadagnava da businessman. E quest'uomo all'inizio è terrorizzato, è, come dire, mortificato da questa situazione, rimpiange la sua vita da businessman, ma dopo qualche giorno scopre il calore della famiglia, l'affetto della moglie, la pienezza di cuore che si ha nel stare in un contesto dove ci sono dei figli che ti riconoscono come leader e come guida. E quindi quando poi per scherzo cinematografico lui ritorna ad essere il businessman nell'altra vita, nella vita parallela, scusate se sono neoplatonico, ma mi fa venire in testa questo, le lezioni dell'Agostiniano Leone, quando dicevo Nicolas Cage si ritrova nell'altra vita, quella sua, scopre di aver fatto una cazzata 10 anni prima a non sposarsi e allora cerca di porre rimedio. Voi dovete considerare questo film, questi
questi sliding doors che vi ho citato, sebbene di celluloide, hanno un senso. Il senso è iniziare a vedere la realtà come infinite possibilità, come infinite realtà, a cui spetterà solo a una persona determinare quella che sarà la propria realtà. A ognuno di noi l'esatto contrario di ciò che sarebbe accaduto se a vincere fosse stata l'elite del World Economic Forum con le loro monete programmate digitali, in cui avrebbero programmato tutte le nostre possibilità di spese e quindi avrebbero costruito una realtà, una ruota per criceti ancora di più stolta e ancora di più prigioniera a livello materialista di quella attuale. Quando quindi io dico che abbiamo vinto noi, intendo questo, intendo che ha vinto quella parte di umanità che crede che sia giunto il momento di fare un salto in una nuova dimensione, in una nuova singola e comune consapevolezza. La consapevolezza che non siamo delle pecore, non abbiamo bisogno di pastori, la consapevolezza che non spetta allo Stato decidere quello che noi dobbiamo e non dobbiamo fare, e tutto quel potere che lo Stato si è preso abusivamente, creando elefantiche costruzioni burocratiche, fiscali, che ci aggrediscono, che ci tolgono il benessere e che fanno solo gli interessi dei banchieri. Quelle autorità devono essere distrutti come degli idoli pagani che non servono più a nulla. E abbiamo vinto noi, perché quando si vede con la sua burlona verve Donald Trump postare una foto in cui lui si propone come papa, dispiegando anche degli effetti poi nell'elezione concreta, c'è una doppia valenza. La valenza è non credere e non affidare a un'autorità, anche fosse quella del Papa, il discernimento su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato, perché la morale che conta più di tutti è quella che coltiviamo nel logos interiore, che coltiviamo noi, ognuno di noi, dando rispetto a tutti, ma pretendendo rispetto da tutti. Questa è la grande rivoluzione che ci attende, una rivoluzione che ci porterà in brevissimo tempo a una situazione di enorme benessere. Allora io voglio fare qui un annuncio che non ha un carattere ufficiale, ma è un annuncio abbastanza importante per chi mi segue da anni. Io ho avuto notizia che il riscatto dei titoli storici con collaterale in oro che non è stato onorato è partito, e i principali file sono già in pagamento ai fini della realizzazione di un nuovo sistema finanziario più equo e di una ripartizione delle ricchezze mondiali che ci vedrà, chi più, chi meno, ma comunque tutti, in una situazione molto premiante rispetto a quella attuale. Allora, quello che io vi posso dire, ad esempio, è che chi ha lanciato l'idea di fare un sistema quantistico con Tether, e quindi con i dollari in digitali e con l'amministrazione americana dietro, ha parlato del terzo trimestre del 2025, quindi da luglio 2025, per proporre la possibilità a miliardi di persone di avere un portafoglio digitale quantistico dove inserire i propri soldi, sia quelli della banca. E quindi questo cosa significa?
Significa che tutto quello di cui noi abbiamo sempre parlato, quando abbiamo detto che ci sarebbe stato un mondo più equo e più giusto, quando abbiamo detto che le battaglie, i conflitti, i bracci di ferro avrebbero portato alla realizzazione di quei disegni partiti durante la presidenza Kennedy negli anni 60 e poi stoppati, di quei disegni che si pensava dovessero prendere corpo, sostanza a partire dal 2000 e invece furono stroncati con la storia delle Torri Gemelle. Tutti quei discorsi che sono stati fatti nel 2017 perché si pensava che si potesse nel corso del primo mandato partire con una redemption. Tutti questi discorsi oggi sembrano realizzarsi, anzi non sembrano, saranno realizzati perché ci sono tutte le condizioni politiche nel mondo perché ciò accada. C'è solo un enclave in Unione Europea, che sono i banchieri dell'Unione Europea, che vorrebbe arrestare questo processo. Ma è un enclave di sfigati, di personaggi che non hanno più nulla da dire, personaggi ricattati e ricattabili, che rappresentano nazioni corrotte, come ad esempio la Francia. A me dispiace se c'è qualcuno in sala che è francese, ma Macron ha provato a spingere la candidatura di un cardinale francese. Sono tutti musulmani, se non sono musulmani sono degli atei della peggiore fatta, e la Francia voleva il Papa. Hanno provato a giocare la partita per riuscire a imporre un Papa francese, perché l'unica cosa che a loro interessa è il potere, l'unica cosa che a loro interessa è tenere sotto le persone. E voi pensate che questo enclave possa bloccare la Russia di Putin, l'America di Trump e anche, lasciatemelo dire, i nostri cugini dell'Asia più sperduta, cioè della Cina più lontana? Perché la Cina fu tra le prime nazioni che in maniera visibile e tangibile si tirò indietro rispetto alle istanze di Soros. Non dimentichiamolo che nel 2022, nel corso del G20 di Roma, sotto la presidenza di Mario Draghi, la Cina non accettò di raccogliere il testimone del mondo unipolare del dollaro, non si prestò a prendere il testimone dall'America per realizzare nello yuan ciò che ha costituito negli ultimi anni il dollaro. E quindi la partita non può che avere degli unici vincitori, perché non è possibile pensare che l'America di Trump, la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping possano essere battuti da personaggi assolutamente ridicoli, che non hanno il popolo dietro, ma che soprattutto non hanno quella forza, quella pienezza di potere che ha chi sa di agire con il cuore sereno e con pienezza e forza di cuore. Quindi la Ursula von der Leyen, i Macron, adesso hanno preso questo, come si chiama in Germania, Merz. Dove volete che vadano? Non andranno da nessuna parte, ma qualcosa dovremo fare anche noi, perché sono molto, come dire, alle volte arrabbiato quando vedo gli ambienti della controinformazione che si lasciano scuotere emotivamente e negativamente dagli infiltrati del sistema, perché la battaglia non è solo materiale. La battaglia è, secondo me, soprattutto spirituale, e il vostro stato d'animo, le energie che il vostro cuore emana e butta in un campo che voi non vedete, che noi non vediamo, un campo invisibile, possono fare la differenza. E quello che dovreste invece aver capito con la testa è che il sistema, non controllando milioni di persone che non hanno
regalato il deltoide della patria, persone che non leggono più i giornali e le televisioni perché hanno capito che non serve, perché le fanfarughe sono fanfarughe e non ha più senso dare retta a questo genere. Tutte queste persone però si sono informate, si informano su Telegram, su YouTube, e quindi voi dovete guardare in cagnesco chiunque vi butti giù le vibrazioni, perché secondo me il 90% di chi lo fa non lo fa in buona fede, ma lo fa in ragione di un preciso, di uno scientifico piano per manipolare la mente e per comprimere le energie del cuore delle persone che il sistema non controlla più con i mezzi tradizionali. Il mondo della controinformazione è pieno di persone che cercano di rincoglionirvi. Quello che dovete fare è riconoscere il vostro Papa interiore. Dovete sentirvi come Donald Trump quando dalla Casa Bianca ha sparato l'immagine del Papa. Ognuno di noi ha dentro di sé un Papa, un monarca infallibile, e questo è quello che vi deve sempre guidare nella scelta di ciò che fate. Non dovete farvi buttare giù le vibrazioni. Questa è una cosa che io vi dico così in maniera naif, ma il mio compagno di conferenze e di viaggi, Alessandro Sieni, vi potrà spiegare che quando questo Papa interiore è compresso, è corrotto, è in sede impedita per causa vostra, accadono degli squilibri energetici. Accade che ciò che vi capita nella vita non riuscite a gestirlo emotivamente, vi crea delle ferite, vi lacera interiormente, e non pensate che questa cosa sia solo invisibile ed è, diciamo, negatività di qualche momento, perché a livello inconscio si creeranno le condizioni perché da qui a qualche anno queste ferite, queste lacerazioni emotive dovute a un Papa che non fa il Papa interiormente, ognuno di voi, queste lacerazioni vi produrranno una qualche malattia. Le malattie sono causate da una interiorità che subisce, sono causate da quando lo stress, la paura, l'ansia vi trasformerà lentamente, giorni dopo giorni, in pusillanimi. Chi sono i pusillanimi? Sono quelle persone che hanno paura, che hanno sempre paura, che vivono nella paura. Sono quelle persone che non vivono nella gioia, e a coltivare questa emozione e questo stato d'animo non si può che fare il male di se stessi. E quindi è con questo spirito che io prometto a Padova, di fronte a tutti voi, che quando sarà possibile gestire un wallet che ha la potenzialità di far partire in tutta Italia una rivoluzione del benessere in senso quantistico, io prometto che questo wallet sarà a disposizione di Alessandro Sieni e di una sua squadra per realizzare un benessere diffuso attraverso la coltivazione di ciò che più conta, e cioè una monarchia, un papato interiore in ognuno di noi. Questa è una cosa che ho sempre detto, ma adesso penso di poterla fare, e penso di poter anche prima di luglio dare la possibilità a chiunque voglia aprire un wallet privato e agganciare una carta black, chiunque voglia farlo
farò in modo che possa farlo e lo metterò in contatto con i vertici di un'azienda che sta realizzando lo sfruttamento di queste tecnologie che tutto il sistema bancario subirà all'unico e preciso scopo di abbattere la mafia kazara, la mafia finanziaria che ci ha governato finora. Siamo quindi qui oggi a festeggiare la fine di un Papa nero, perché il Papa nero, il Papa dei Gesuiti, non è solo una persona che non c'è più, ma è un sistema di potere, una visione filosofica, una idea che il Papa dovesse avere una croce d'argento o anche di metallo meno pregiato e non d'oro, una croce del buon pastore, e chiaramente un pastore di pecore, vedendo in tutti noi delle pecore. La croce che noi vogliamo non è la croce del buon pastore, ma una croce d'oro, perché siamo nell'età dell'oro. E quindi il fatto che ci sia stato ieri in piazza San Pietro un Papa che si è presentato con i paramenti rossi e con una croce tradizionale d'oro è un segno di discontinuità con la presidenza Bergoglio, con il papato Bergoglio, e di questo dobbiamo essere felici. Ed ancora dobbiamo essere felici perché a Londra i draghetti che ci sono in tutti gli angoli della City stanno diventando piccoli piccoli come dei gattini che hanno paura, perché il nuovo sistema finanziario sarà un sistema finanziario anarchico, ove per anarchico si intende che non vedrà più il ruolo tirannico dei banchieri e soprattutto non vedrà le persone sottoposte ai voleri di una qualsiasi organizzazione bancaria. Ed in ultimo, ma non per importanza, festeggiamo il fatto che la presidenza Trump abbia sottratto ai giochi del nuovo ordine mondiale Washington, District of Columbia, trasformandolo in Washington. Perché Washington oggi non è più il territorio del distretto di Columbia, non è una città-stato con un ordinamento a sé stante rispetto agli Stati Uniti d'America, così come per la City di Londra o per il Vaticano in Italia, ma Washington DC è la capitale della Repubblica americana e non è più impiegata nel fare guerre in ogni angolo del mondo per compiacere i banchieri della Fed. Festeggiamo quindi queste cose e festeggiamo gli spritz e il vino che berremo e anche la danza che faremo questa sera, i balli che faremo questa sera, perché oggi per noi è un giorno di festa. Io ho fatto una conferenza, non so, volevo farla più scherzosa ma non mi è venuta scherzosa, e io la finirei qui, se voi siete d'accordo. Ci diamo appuntamento sicuramente molto presto e io chiamerei Alessandra, dov'è? Oh, che sta mangiando? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa, che vuole parlare? L'Europa è un continente geografico, non è un continente politico, non è uno stato politico. L'Unione Europea è destinata a collassare, a implodere per un fatto politico, tecnico. Quindi non preoccupiamoci più dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea è un insieme di trattati che saranno presto carta da cuore. Vieni qui, non l'ho detto bene. L'Unione Europea è un insieme di trattati che con tutto quello che sta succedendo diventerà carta da culo.
È chiaro? Non ne abbiamo gambe qui io. Allora, Facciamo un grande applauso a Gianmarco Landi. cosa ci canti adesso? No, io direi che diamo voce anche al nostro altro ospite, Sì. Alessandro Sieni, per voi. L'applauso, ragazzi. Claudia Schiffer! Grazie, grazie. Claudia Alessandro, ma Schiffer. che cos'è questo? Sì, appunto, queste cose strane qui che hanno messo. Come mai avete messo queste cose strane? Poi sono da complottisti questa roba. Siamo qua. complottisti? Sì, sì. No, oggi è festa. Sì, sì, sì. È festa. Ah, va bene. Bene, Allora, Alessandro, io Sì. ti lascio il microfono. grazie, grazie. Io sarò più Quanti Sintetico. bicchieri di vino hai bevuto? 2. 2. Buono. Dì la verità. 2. Guardami negli occhi. 2. Me lo giuri sulla marone? Me lo giuri sulla marone? 2. Grandi, ma 2. Ciao. Erano 2. Poi io bevo sempre solo 2 volte al giorno, no? Al pasto e fuori pasto, quindi sono 2. Buonasera. Grazie Gianmarco. Grazie davvero. Un applauso a Gianmarco, perché se lo merita. Tutto. Vuoi che ti faccia da valletta? No, grazie. Bene, allora, pace e bene. Sì, pace e bene. Poi, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Bene, allora, io sono felicissimo di essere con voi stasera. Perché, come diceva Gianmarco, siamo qui per festeggiarci, cioè per festeggiare finalmente noi stessi, ognuno di voi. Abbiamo vissuto per anni, ognuno nelle sue questioni, nelle sue paure, nelle sue faccende, oppressi da un mondo storto, da un mondo psicopatico. Bene, come diceva Gianmarco, e quindi io riprendo le sue parole, perché ci stanno, è finita. Abbiamo davvero vinto. Quindi, qui noi abbiamo stasera 2 simboli, anzi direi 3. Allora, questa cosa qui, per chi non la conoscesse, la conoscerà presto, perché dietro a tutto quello che sta succedendo nel mondo c'è un simbolo, che è questo. Magari alcuni di voi lo conoscono, altri no. Sta arrivando il momento in cui questo simbolo sarà rivelato in tutta la sua potenza, perché questo simbolo rappresenta l'insieme di forze che hanno lavorato per secoli, non per anni, per secoli, per cambiare il mondo. Ovviamente in bene, in meglio, per la luce. Va bene? Io sarò sintetico, sapete, stasera, molto sintetico, perché insomma Gianmarco ha detto tutto quello che c'era da dire. A me piace fare le conferenze con lui, poi tra l'altro, anche per questo, perché io poi non è che devo aggiungere molto, 2 o 3 cosine e abbiamo fatto, quindi a me va benissimo, va benissimo. Io avrei tante altre cose da dire, ma magari poi un attimo ci proverò. Quindi, questa cosa qui ha dietro di sé la più grande operazione di intelligence che si sia mai vista nella storia dell'umanità. Uno penserà, cioè noi potremmo pensare, che un'operazione di intelligence sia una cosa moderna, perché l'intelligence è un'organizzazione che si è strutturata in maniera, diciamo, precisa dai primi anni del Novecento in poi, come struttura. Invece non è così.
L'intelligence in questo caso, che è un termine inglese che indica una struttura che cerca di rivelare i misteri del mondo, esiste da sempre, da quando esiste il mondo. È, se volete, quel lavoro che alcuni esseri umani, alcuni gruppi di esseri umani hanno fatto per arrivare alla conoscenza dell'origine del mondo, per esempio, per arrivare alla conoscenza dei meccanismi che regolano la vita in questo mondo e non solo, anche fuori da questo mondo. Perché non c'è solo questo mondo, c'è Gambaro, c'è Cadoneghe, e poi c'è il Veneto, e poi c'è l'Italia, l'Europa, questa cosa che noi chiamiamo terra, e poi c'è tutto un insieme di altri mondi. Le questioni a cui siamo stati abituati sono molto molto limitate, sono quasi patetiche, no? Esiste l'Unione Europea, che non esiste, esistono queste 4 cose che ci dicono e basta. Per il resto bisogna fare fatica, lavorare con angoscia, per lo più, per cercare di, come dire, tirare avanti, avere paura di questo, di quello, di quell'altro. Giustamente Gianmarco parlava della controinformazione infiltrata, è un grosso problema, ed è vero, ma il mondo non è tutto questo, è molto molto di più. Bene, questi gruppi di persone che noi raggruppiamo sotto il termine di intelligence, oggi, questo è un termine che usiamo oggi, ha lavorato da sempre per arrivare a far sapere al mondo che il mondo non è solo quello che conosce, ma è molto di più ed è molto più vasto. Il problema di cui parlava Gianmarco, con cui hanno tenuto l'umanità in scacco, è quello della sopravvivenza, è quello della sussistenza, lo sappiamo tutti, ma è un problema che, come avete sentito, molto presto verrà risolto in maniera eclatante. E guardate che questa cosa non è uno scherzo, e guardate che questa questione che ha definito Gianmarco poco fa, diciamo così, economico-finanziaria, non ha alcuna importanza, e presto tutti potranno vedere che non ha più alcuna importanza, perché questa questione sarà risolta alla radice. E perché è così importante che possa essere risolta alla radice? Perché risolvere alla radice questa questione riporta ognuno di noi, l'umanità intera, nella concreta possibilità finalmente di espandersi, di avere chiaro chi è, perché è qui, che cosa ci fa qui, che cos'è il mondo, che cos'è ciò che esiste fuori da questo mondo. La realtà quindi come qualcosa di estremamente più vasto. Quindi il problema finanziario è un problema che nel momento in cui verrà risolto si rivelerà per ciò che è, cioè nulla. Non è il nostro problema, non è il nostro problema. Bene, è stato un mezzo che hanno usato per tenere tutte le questioni di ognuno di noi ferme. Torno qui un momento. Questo gruppo di intelligence che viaggia sotto questa lettera ha una potenza inaudita, che si è espressa nel corso degli anni, per chi ha seguito questa questione, dal 2016 in poi, in maniera eclatante, e esisteva anche nei secoli precedenti, ma si è espressa in maniera, direi, visibile dal 2016 in poi. Bene, questo gruppo che viaggia sotto questa lettera, che è una Q, lascia dei segni per far capire che c'è e che raggruppa le forze di luce che hanno lavorato nei secoli per cambiare il mondo. Vi faccio un esempio. Allora, nell'alfabeto inglese, la 17ª lettera dell'alfabeto corrisponde alla Q. Questo leone è stato eletto esattamente 17 giorni dopo la morte
di quell'affare lì, che era un gesuita. E come diceva Gianmarco, guarda caso arriva un agostiniano, che è l'esatto opposto, esattamente 17 giorni dopo. L'annuncio del conclave avviene alle 18:08, la somma fa 17, lettera Q. Ma non solo, in più, oltre a questo, cominciamo a considerare, ve l'ha detto anche Gianmarco prima, che questo Papa sceglie il nome di Leone. Leone, adesso qui sarebbe un discorso complesso, ma lo faccio in sintesi, identifica la forma e la figura che è stata associata in molte occasioni, da molti anni a questa parte, esattamente dal 2016 in poi, a quella di Trump. Ora, chiariamo una cosa, faccio una piccola parentesi. Trump non è un superuomo, né tantomeno un salvatore. È semplicemente la punta di diamante, perché è stata scelta per questo, di questo gruppo che da secoli, ribadisco, lavora per la luce nel mondo. Non entriamo nel merito del perché, sarebbe lunghissimo, ma lo è e lo ha dimostrato. Bene, lui è sempre stato rappresentato come lui stesso, poi si è rappresentato spesso nelle sue manifestazioni pubbliche con l'immagine di un leone. Quindi abbiamo un doppio messaggio. Abbiamo un Papa che si chiama Leone, con un'attinenza precisa rispetto a una forma precisa, e l'altra accoppiata, cioè l'altro significato, che l'ha detto anche Gianmarco, legato a Leone XIII, che è quel pontefice che ha richiamato le forze spirituali nella Chiesa quando è stato pontefice. Tenete conto che, come sappiamo tutti, e questo ce l'aveva detto un altro pontefice che è durato poco, molto poco, 33 giorni, lui aveva detto, e per questo è stato zittito, Satana cammina fra di noi, riferendosi ai cardinali e alla Chiesa, e lo hanno seccato. Bene, questa cosa non può più succedere. Questo Papa farà capire in modo prima indiretto e nel corso del tempo in modo diretto che la Chiesa è abitata da Satana, e lo farà vedere in un modo talmente eclatante che la Chiesa, sotto questa evidenza, crollerà su se stessa per lasciare di nuovo spazio allo Spirito. Quindi cambierà tutto anche lì. La questione del satanismo l'abbiamo affrontata in alcune conferenze, la conoscete. Ecco, quindi dovremo tornare su questo punto, perché per quanto possa essere sgradevole o poco politicamente corretto o poco simpatico, magari al punto da mandarvi di traverso quello che state mangiando, di questo si tratta. Le forze che sottendono al sistema economico-finanziario, politico, ideologico, culturale che hanno guidato il mondo finora sono legate a doppio filo a questa questione del satanismo, che, badate bene, come diceva Gianmarco, è una questione spirituale. Qui è in corso una guerra tra la luce e le tenebre, ed è una guerra che, arrivati a questo punto, è ampiamente vinta dalla luce. Con il tempo questa cosa verrà espressa, verrà detta, non certo da me, ma da un leone, e la vedrete. Si susseguono già le notizie, perché siamo in una guerra di informazione e perché il nemico è assolutamente aggrappato alla convinzione, del tutto falsa e priva di fondamento, di avere ancora un qualche potere. Si rincorrono, dicevo, le notizie che questo Papa sia coinvolto in questioni che riguardano abusi sui minori, eccetera.
è stato detto già subito, ok? Anche questa cosa verrà fuori. Io vi sto apprestando, lo pubblicherò a breve, a scrivere un articolo esaustivo su tutta questa questione del nuovo Papa, quindi avrete modo di leggerlo, ma vi anticipo che siccome questa è la questione sgradevole su cui tutti glissano, ma su cui dovremo porre l'attenzione, per quanto sia, ripeto, non solo sgradevole, ma anche devastante sul piano emotivo, e dovremo tornarci, è proprio questa: l'abuso sui bambini. Questo Papa porterà in luce tutta questa questione, insieme al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, insieme a tutti i dipartimenti che negli Stati Uniti adesso sono stati dirottati su questa questione. Apro parentesi, Epstein, chiusa parentesi. Verranno fuori tutte queste questioni, non ascoltate, ma poi fatelo anche se volete, fate un po' come volete, ma poi vi accorgerete che non era importante farlo, non aveva alcun senso tutte quelle voci che dicono che tutta questa questione verrà insabbiata, perché non lo sarà affatto, anzi. Quindi questa questione, attenzione, sarà il centro, il punto focale di tutto il cambiamento del mondo, perché mi dispiace rovinarvi la festa, ma vi devo dire che tutte le tragedie del mondo, a tutti i livelli, nascono lì. Trump, quando si è insediato nel 2017, ha immediatamente attivato un ordine esecutivo preciso contro il traffico di esseri umani. Sembra che ce ne siamo dimenticati, sembra essere passato sotto traccia questo fatto, ma è invece il punto focale di tutta la sua azione. Il traffico di esseri umani. Attenzione, sottende a tutta la questione di abuso sui minori, che è satanista. Adesso chiudo qui perché non vi voglio rovinare proprio che vi resta il boccone in gola, però ecco, chiudo qui dicendo che questa questione verrà portata alla ribalta. Quindi lasciate stare tutto quello che sentirete, perché ora in questo momento, come diceva Gianmarco, questi poveretti si scatenano perché hanno paura, quindi ne sentirete di cotte e di crude. Con il tempo io e molte altre persone ci daremo da fare per farvi comprendere come tutto invece sia diverso da quello che viene narrato dai media mainstream, che sono i nostri peggiori nemici, un po' alla volta. Intanto osservate quello che accade e soprattutto, e lo ribadisco come ha detto Gianmarco, abbiate chiaro che nonostante le apparenze, che poi non sono più neanche tanto negative se stiamo bene a osservare, abbiamo davvero vinto. Questo è il senso di questa Q. Qui dentro c'è tutte le questioni del mondo. Per chi volesse approfondire c'è la possibilità di farlo. E chiaramente io non vi dirò come farlo, perché vi dovrete arrangiare per conoscere che cos'è questa cosa. Cominciate a cercare, avete la possibilità comunque, perché la disponibilità c'è. Bene, e poi c'è questa qui, questo altro simbolo qui, vedete che c'è sotto una bandierina, che è la bandiera dell'Italia. Non è che perché è così piccola sia di minore importanza rispetto a questa, è solo una questione di dimensioni così visive. L'Italia guiderà il mondo. Preparatevi anche a questa sorpresa. Uno dirà, cosa vuoi? Non è possibile che succeda questo. Beh, ve lo ripeto, preparatevi, e quindi di questo credo gioite se volete, possiamo gioirne, sì? L'Italia guiderà il mondo a tutti i livelli, perché qui
è cominciato tutto. Dov'è il Papa? Nelle isole Falkland? In Madagascar? Al Polo Nord? È in Italia. Dov'è il potere oscuro? Il cosiddetto Stato profondo? Dove pensate che sia? Nella City di Londra? No. La City di Londra è una filiale. Negli Stati Uniti? No, perché non è lì. Dov'è? Dove è sempre stato? No, sì, vabbè, anche, ma non solo. È qui. E dov'è? E dov'è il centro? Il quartiere generale di quella organizzazione che vi dicevo che da secoli opera per portare la luce e il bene nel mondo allo stesso tempo. Dov'è? Qui. Questa è qui. È qui. Quindi, ecco, faccio una sintesi perché mi ritengo una persona sintetica. Non perché sia di plastica, ma perché perché la sintesi è utile, ecco, per fare una sintesi, davvero abbiamo vinto, perché siamo il centro di ogni evento che vedrete muovere il mondo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi, cosa c'è più di questo, voglio dire? E vedrete anche un legame particolare tra queste due bandiere, tra queste due forze, l'Italia e la Russia. Emergerà, anzi per la verità riemergerà, un legame secolare che non è fatto solo di cultura, di conoscenze, ma è anche e soprattutto fatto di affinità spirituali tra l'Italia e la Russia. Quindi ci sono tante cose da qui in poi che potremo osservare, direi molto importanti, va bene? Detto questo, io adesso vorrei dare un'indulgenza generale, visto che siete tutti qui, potrei anche, come dire, perdonare tutti i vostri peccati, visto che siete che siete voi, io no, ma voi siete magari dei peccatori. Allora, anche quelli futuri, sì. Quindi perdoniamo tutto anche per il futuro. Quindi da qui in poi potrete fare quello che volete. Ora, a parte gli scherzi, io mi fermerei qui perché Gianmarco ha detto tutto quello che andava detto. Io sono contento perché ho detto un po' di più e va bene, ma vorrei aggiungere qualcosina solo, eventualmente, se farfugliando voi qualcosa mentre avete il boccone in bocca volete fare qualche osservazione o qualche domanda, perché come sempre la questione deve passare a voi. Quindi facciamo un po' di... Chi è che mi aiuta qui? Alessandra, mi puoi dare un microfono? Mi basta il nome? Paola. Beh, ci conosciamo. Sì, mi ricordo. Benvenuta Paola. Grazie. Prima c'è stata una descrizione di questo Papa, Prevost, questo Francis anche lui, che tu, anzi Gianmarco, parlava di questo Papa come di un agostiniano. Diceva che il buon predecessore ce l'aveva solo con i vaccini, però a quanto mi risulta, io ho visto un'intervista proprio di questo nuovo Papa, che anche lui era pro vaccini. Mi potresti dire qualcosa in questo senso? Sì, è pro vaccini. Ti ringrazio. Sì, è pro vaccini. Ha detto che è utile vaccinarsi. Certo, era molto convinto. Quindi vi assicuro che è una bruttissima persona. Si rivelerà per quello che è. Va bene. Quindi va bene, abbiamo risolto, giusto? Abbiamo risolto. Ha detto che bisognerebbe vaccinarsi, giusto? Bene. Trump non ha promulgato un'operazione Warp Speed per
la produzione di vaccini quando è stato il momento? Ve lo ricordate? Ecco, quindi vedete che voi siete qui e avete sbagliato tutto. Perché noi vi abbiamo parlato di Trump, del Papa, di un'operazione di intelligence e poi viene fuori che sia l'uno che l'altro, cioè sia il Papa che Trump, hanno promulgato i vaccini. E quindi come la mettiamo? Vedete? Vedete come funziona? In 2 secondi voi non sapete più che cosa pensate. Allora provo a spiegarvelo in 2 parole, sempre in sintesi. Sempre in sintesi. Voi non avete idea di quale guerra sia in corso nel mondo. Voi non avete ancora, e lo dico e lo ripeto sempre, chiaro, che se non fossero state dette determinate cose in un determinato momento, anche apparentemente stonanti, il mondo sarebbe finito già da decenni. Non avete chiaro che se questa operazione non fosse entrata nel vivo, questa operazione di intelligence, dove ci sono persone come il Presidente degli Stati Uniti che promulgano per un momento i vaccini, in un preciso momento, con determinate parole, il mondo sarebbe già finito. Voi non avete chiaro che i nostri nemici sono pervasivi, sono ovunque, erano e non lo sono più, potenti. E non avete chiaro che una guerra di questa portata non la si può fare in modo frontale in certe situazioni. La si deve fare esattamente come questo gruppo di intelligence ha fatto per secoli, sotto vento. Sotto vento, sapete cosa vuol dire? Senza farsi vedere, e per non farsi vedere in alcuni momenti si può anche dire che i vaccini vanno bene se l'obiettivo è quello di eliminarli per sempre. Non fermatevi all'apparenza. Abbiate chiaro, e lo ripeto per l'ennesima volta, che se questa operazione non fosse andata già a buon fine, noi non saremmo qui questa sera. Non ci saremmo. Il progetto era ben diverso, era molto diverso, anche proprio riguardo alla questione della pandeloro, della fanta cosa, quella cosa lì, proprio anche riguardo a questo. Il progetto non era quello che avete visto, sapete? Il progetto che avevano in mente era molto diverso, ma non è andata bene. Il progetto non prevedeva noi qui questa sera a mangiare. No, per niente. E vi dirò di più, prima di questa questione, che è venuta dopo, negli ultimi 3 anni, prima, e parliamo del 2004-2008, il progetto era di sterminare metà dell'umanità, ma non con una fantapandemia, con una guerra termonucleare. E noi stiamo qui a fermarci sul fatto che Trump, per un motivo preciso, tattico, strategico e militare, ha detto in alcune occasioni che bisognava promulgare i vaccini. Ora vi domando, è successo tutto quello che era stato progettato e che avete sentito per anni, e cioè che tutti dovevano essere vaccinati con la forza, che venivano casa per casa, che sarebbe... No. Scusate, vi ho risposto al posto vostro, ma mi è venuto proprio così. Quindi, attenzione, fate una scelta, cominciate, perché se non cominciate a fare una scelta non comprenderete ciò che sta accadendo nel mondo. La scelta è questa, cominciate a distinguere ciò che viene detto, perché bisogna produrre un effetto strategico in una certa direzione, in un certo momento, affrontando delle forze che potrebbero ribaltare ciò che si dice in un secondo. Cominciate ad aver chiaro che in questa guerra di informazione non si può sempre dire quello che andrebbe detto. Alle volte si deve dire l'esatto contrario per ottenere l'effetto che si vuole. E vi faccio un esempio. Immaginate se Trump, in quel preciso momento del percorso che si stava seguendo per arrivare a oggi, adesso,
avesse detto apertamente che era contro i vaccini. Provate a immaginare in una guerra di informazione cosa avrebbe comportato questo. Avrebbe comportato, ve lo dico io in poche parole, che sarebbe stato distrutto, massacrato, tutta l'opinione pubblica sarebbe stata rovesciata dalla macchina mediatica e sarebbe stato fermato il progetto di rinascita. Mi sono spiegato? Riesco a spiegarmi? Riuscite a capire? Bene. Ora, la cosa che a noi serve e che dobbiamo sempre osservare è, al di là di ciò che si dice, ciò che poi accade. Questa, in una guerra di informazione, è la prima cosa che è necessario imparare. Imparare a vedere che ciò che si dice, molto spesso, a seconda dei casi e delle necessità e dell'utilità, Margherita, 4 stagioni, tonno e cipolla. Tonno e cipolla. Perdonate, vi stavo dicendo che in una guerra di informazione bisogna iniziare a capire che spesso quello che si dice ha l'obiettivo di produrre l'effetto completamente opposto. Ok? Quindi attenzione, perché in questo momento nel quale abbiamo vinto, nel quale le forze che si sono opposte alla rinascita dell'umanità sono finite e sono allo stremo, questa guerra aumenterà di intensità, questa guerra di informazione intendo. Vi invito però, ecco, e questo è un modo che tutti hanno a disposizione, ad osservare i fatti. Osservate, al di là dei proclami, al di là di quello che viene detto che si farà, che sarà e che succederà, cosa in realtà si fa nella realtà, cosa in realtà succede nella realtà. Attenzione, perché la guerra di informazione lavora sulla paura e sulla disconnessione dei processi cognitivi, perché è una guerra portata nella mente delle persone. Posso sintetizzarvi in un termine molto semplice, conosciuto da tutti, qual è il modo attraverso il quale ci si deve muovere nella guerra di informazione, e che è quello che ha mostrato Trump in tutti questi anni e che vi farà vedere anche questo leone 14. La sintesi è essere candidi come colombe e astuti come serpenti. Ok? Bene. Vediamo qualche altra domanda. Alessandro, ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Io desidero avere informazioni riguardo i certificati di nascita. Se ci puoi dire un attimino come funziona con la redemption. Oh signore. Il diritto marittimo, di maritime law. Oh, stato. Ci puoi fare un resumo? Diritto marittimo. Dai, te voglio bene. Ecco. Grazie. Mi ricordi il nome? Natalina. Natalina. Ciao. Cara Natalina. Cara Natalina. Avete sentito la domanda? Magari non l'avete capita, perché in realtà lei ha detto delle cose che sa lei, e magari voi non sapete. Ha parlato di certificati di nascita e di diritto marittimo. Qui c'è tutto un mondo. Davvero che si bloccherebbe la digestione, ok? E poi noi siamo qui per far festa. Però, in estrema sintesi, ancora una volta, la questione dei certificati di nascita e del diritto marittimo fanno parte di quella costruzione del mondo che è stata fatta da coloro che sono antagonisti della luce, per cercare di chiudere le persone all'interno di una prigione invisibile, quella famosa prigione senza sbarre e che non ha odore, non ha sapore, ma che esiste. Quindi è un inganno quello del certificato di nascita, che ruota intorno al diritto marittimo, ok? Che ha creato, in definitiva, dal punto di vista giuridico, il mondo che conosciamo. Il mondo che conosciamo, che è fatto di finzioni giuridiche, che è fatto da uno Stato, questa entità sovrannaturale che ha poteri di vita e di morte su chiunque, lo Stato,
esiste solo in virtù di questi meccanismi che Natalina ha appena accennato: certificato di nascita, finzioni giuridiche, diritto marittimo, trust. Sono questioni importanti che potrebbero essere interessanti conoscere, ma sulle quali evidentemente non posso entrare perché si apre un mondo che richiederebbe ore e ore e ore. Però le cose che lei ha detto sono la base dell'inganno che ha condotto il mondo finora, ma non più. Quindi cerco di risponderti, visto che magari parlo solo a te, ma poi la risposta è generale. Il trust su cui si fonda questo inganno sul piano giuridico, che determina una entità astratta che è lo Stato, che non ha nessuna valenza dal punto di vista reale, è un'entità giuridica astratta che ha la presunzione di avere potere sulla vita degli esseri umani, è finito, è stato chiuso. Il capo, la testa di questo trust è la Fed. La Fed, sapete cos'è? Sì. La Fed, ok, è stata chiusa. Da chi? Da quello che diceva che bisogna promulgare i vaccini, cioè Trump. Trump da una parte dice che bisogna chiudere i vaccini e dall'altra smonta pezzo per pezzo quella istituzione criminale che ha costruito i vaccini, cioè lo Stato, gli Stati, fermando la Fed. Nel 2018 non ha rinnovato il contratto, il trust con la Fed. La Fed è passata al Tesoro. Quindi cosa vuol dire? Che tutta la questione dei certificati di nascita, delle finzioni giuridiche, tutte questioni che io adesso vi dico e che magari non capite, ma sto un po' rispondendo a lei, è stata chiusa definitivamente sul piano giuridico in quel momento. Questo nessuno lo sa. Ma quello che conta è che le cose cambino per noi. Non conoscere i dettagli. Certo, magari questo non vuol dire che vengono tenuti nascosti, si possono anche conoscere, ma nella nostra vita ciò che conta è che le cose cambino. E le cose stanno cambiando anche e soprattutto a quel livello. Ok? Ecco, questa era una domanda un po', come dire, particolare e io ho risposto un po' solo a lei. Però per fare una risposta generale è un motivo ulteriore per poter dire, lo possiamo dire tranquillamente, che davvero è finita. Lo Stato ha chiuso. Lo Stato, che pure esiste e continua ad andare avanti come una macchina impazzita, non ha più nemmeno il tempo di occuparsi di voi, perché ha troppi problemi. Il suo problema fondamentale è che deve ammettere, e non può fare diversamente, sul piano giuridico, io sto parlando sul piano giuridico, che non ha più potere sulle persone. Ok? Bene. Allora, siccome questa sarebbe una serata di festa e le cose da dire sarebbero miliardi, io, a meno che voi non diciate il contrario, perché siete voi che decidete, mi fermerei qui. Però non lo so se volete fare qualche altra domanda. Un accenno. Vorresti? Israele, Gaza, Palestina. Sì, e cioè? In che senso? Nel senso che come possiamo vedere il prossimo futuro riguardo a Israele, Palestina, Gaza. Allora, prova a comporre una domanda. No, dagli il microfono. No. Componi una domanda su questa cosa. Sono partita dal fatto che non vorrei che tu fossi un indovino, ma a livello generale mi piacerebbe sapere, visto che questa cosa mi sta molto a cuore e visto anche il pensiero, no? Riguardo a Leone XIV che parla
secondo me è rivolto verso la pace. Mi piacerebbe sapere, non so se ci sia una previsione riguardo a quello che potrà accadere nei prossimi tempi, riguardo Palestina, Gaza, Israele. In che senso? Se si risolverà il conflitto. Già risolto. Questo volevo sapere. Secondo te è già risolto? No, secondo me è già risolto, È già ma anche risolto. qui dobbiamo osservare nel dettaglio le questioni. Ok. Allora, primo punto, i media mainstream mentono. Secondo punto, da una zona di guerra calda, militarmente attiva, non escono notizie. Terzo punto, vediamo che cosa ha fatto Trump. Trump ha rimesso in piedi il mondo arabo contro Israele. Recentissimamente, nei giorni scorsi, ha dato una dichiarazione ufficiale in cui, dicendo che gli Hutu sono stati sbaragliati, Teheran torna alla ribalta. L'Iran torna alla ribalta. L'Iran è il peggiore nemico di Israele. Anche qui, vedete, come si fa ad affrontare una questione come Israele, che è la questione delle questioni, non tanto di Israele quanto del sionismo, quindi non il popolo di Israele, ma chi lo guida, il sionismo, in maniera diretta, bisogna farlo in maniera indiretta. Se tu devi prendere una preda grossa, non ti devi fare annusare. Sapete come fanno i cacciatori? Se io devo colpire una preda pericolosa, devo evitare che mi annusi, che mi scopra, che senta che ci sono, se no potrebbe fuggire o attaccare. Quindi perdo il colpo, se io ho il colpo nel fucile. Quindi devo stare appunto sotto vento. E sotto vento sembra che non faccio niente. Sembra che la preda sia libera di fare ciò che vuole. In realtà la sto seguendo, la sto pedinando, la sto osservando e sto preparando il punto preciso in cui parte il colpo, che sarà uno. E quel colpo determinerà la fine di quella preda, in un solo colpo. Ok? Quindi, per rispondere alla tua domanda, Nicoletta, la questione Israele, Palestina, eccetera, verrà risolta nel migliore dei modi. Cioè quale? Qual è il migliore dei modi? Che Israele scomparirà. Punto. Va bene? Bene, io mi fermo qui perché è festa e perché poi io adesso sono un po'... Sì. Ultima allora, dimmi. Ci sono, riporto la domanda. Lei chiede il nome? Gabriella. Se ci sono novità sui lettini medici. Sì, ci sono, nel senso che le tecnologie sono pronte a essere portate dove? Ovunque. Ci vorrà ancora un po' di tempo, non molto, ma sono pronte. In realtà ce ne sono già alcune che funzionano in giro, ma sono tecnologie medicali, per così dire, che esistono da almeno 20 anni. Siamo pronti alle novità, è come cambiare il modello di un'auto, d'accordo? Attenzione però, perché la questione dei lettini, e qui chiudo, cerco di fare un'ultima cosa brevissima, la questione dei lettini medici è un po' come la questione della finanza, non ci serve, quindi non ci servono neanche i lettini medici. Attenzione, le tecnologie non possono sostituire, se non coadiuvare, un cambio di coscienza che prevede la possibilità concreta che ogni persona sia titolare della propria salute, come delle proprie disponibilità economiche, perché la questione va di pari passo nell'uno e nell'altro caso. Come quindi le persone devono essere messe nella condizione di disporre in modo autonomo di ciò che le riguarda per la propria sussistenza, senza più alcun intermediario. Ci siete? L'ha detto prima Gianmarco. La stessa cosa vale per la propria salute. Quindi la questione non è tanto quella dei lettini medici, che pure ci sono, già in parte esistono, che coadiuvano i processi di guarigione, ma la presa di coscienza individuale
che la nostra salute è nelle nostre mani. Noi abbiamo pieno potere di guarigione per qualunque questione di salute, come abbiamo pieno potere di invece ammalarci e morire. Questa cosa dovrà essere compresa, ci impegneremo anche sul piano e soprattutto culturale e informativo per creare una cultura diversa della salute che vede la persona, ognuno, al centro della questione della salute, con pieno potere e titolarità sulla propria salute. Questo è ancora più importante dei lettini medici. Comunque avremo modo di parlarne. Grazie, grazie. Un grandissimo applauso a Gianmarco Landi e Alessandro Sieni.